grazie soprattutto alla redazione giornalistica che ancora una volta ha curato per voi i servizi di informazione, gli accadimenti, i fatti che riguardano la Calabria, in tutte quante le sfaccettature, soprattutto per quelle che poi sono le emergenze, perché questo è un tema che ricorrerà. Un ringraziamento a loro, un ringraziamento alla redazione, per cui ribadito, ma soprattutto al nostro regista che è Luca Chito, ma il grazie più grande va a voi che comunque ogni settimana testimoniate attraverso poi messaggi o qualsiasi altro modo che avete per raggiungersi il gradimento di questo settimanale. Un settimanale che raccoglie appunto il clou, i temi, gli argomenti trattati durante la settimana. Dovendo utilizzare una parola, noi parleremo e sintetizzeremo tutto quello che verrà raccontato solo attraverso questo termine, che è emergenza, perché è una terra sempre più indifesa, è una terra che ha problemi da diversi punti di vista, una terra fragile, una terra che ha problemi di una collocazione per un rilancio economico, di un dialogo con il governo centrale, e quando mancano meno di 2 mesi a quelle che saranno le elezioni del prossimo 26 gennaio 2020, ancora non sappiamo con ufficialità, tranne quelle candidature che sono già state lanciate, come quella del Presidente Oliverio, ciò che accadrà. Certo, è arrivata la candidatura ufficiale dei 5 Stelle con il professor Aiello dell'Unical, ma tante sono ancora le polemiche, quelle che sono appena sorte, e tante ne sorgeranno ancora, perché è così che siamo fatti probabilmente. In realtà quello che immagino i calabresi chiedono è un po' di chiarezza, ma soprattutto dei programmi rispetto ai candidati che cerchino di levare fuori la terra da questo pantano. A proposito di questo ultimo termine che abbiamo utilizzato, partiamo con un primo trio di servizi, dopo però avervi lanciato i titoli. Maltempo. La Calabria sommersa dall'acqua. I danni sono ingenti. Mentre la regione necessita di manutenzione, i consorzi di bonifica vengono dimenticati. Emergenza rifiuti, discariche chiuse, città invase dalla spazzatura. Sanità, i sindacati incontrano il ministro Speranza. La Calabria è un'emergenza nazionale. Capite bene quindi che le prime emergenze che si hanno quando accade un fenomeno naturale con un po' di pioggia in più. Devo dire che il maltempo non è stato clemente, ma certamente questo non denota una resistenza o soprattutto una strutturazione della nostra regione. Pensate a quello che ci raccontano i primi 3 servizi sul maltempo in Calabria. Scene da Apocalisse a Reggio Calabria. Il maltempo ha provocato danni e paura. Tutto comincia all'alba di ieri, quando sulla città e sui paesi dell'Interland una copiosa pioggia fa sentire la sua presenza. Inquietudine e preoccupazione aumentano. Col passare delle ore la situazione peggiora. L'allarme rosso scatta in alcune zone della città. Viale Calabria e l'area intorno allo stadio Granillo diventano un vero e proprio fiume. Piazzale della Pace si trasforma in un immenso lago. I tombini non reggono, salta tutto, l'acqua raggiunge sempre più altezze impensabili. Le autovetture parcheggiate sulle vie e negli spiazzi antistanti i palazzi vengono completamente coperte e portate via. È una scena irreale, ma purtroppo vera. Tutti guardano dalle finestre lo scempio consumarsi in velocità. Vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, volontari si danno da fare come meglio possono. Si cerca di contenere gli effetti devastanti, in parte si riesce, ma il peggio è inevitabile. L'acqua causa danni notevoli, piani terra e seminterrati completamente invasi, la gente che abbandona i suoi posti abituali e terrore allo stato puro. Una situazione che definire gravissima è poco. Peraltro anche il centro non viene risparmiato. In queste immagini vedete la zona del Corso Garibaldi nei pressi della questura. Per fortuna nessuna conseguenza per le persone. Le polemiche divampano, sotto accusa la manutenzione del territorio e sui social le accuse incrociate contro le amministrazioni del passato e quella attuale. Ma il vero obiettivo nell'attesa è sperare che smetta di piovere e che le aree allagate, anzi alluvionate, si svuotino. Questo per fortuna accade ed è l'unica buona notizia di un giorno di autentico e continuo batticuore.
Pioggia per 12 ore sull'Ocride Piana senza sosta, insistente con disagi notevoli. Domenica di tensione anche per questi territori sui quali incombeva l'allerta rossa diramata dalla Protezione Civile. E il tempo, senza alcun problema lo si può dire, ha confermato le previsioni. Smottamenti e frane nelle zone interne, ma per fortuna nessun danno alle persone. Nel tardo pomeriggio la pioggia ha smesso di cadere, ma la notizia più pesante è arrivata proprio in quelle ore. Se non c'è scappato il morto è per una buona coincidenza. La strada che collega Monasterace a Serra San Bruno, in un tratto che rientra nel territorio della provincia di Vibo, è franata. Come potete vedere è rimasta appena una lingua d'asfalto. È la strada che collega la Locride alle Serre, attraversando i percorsi del Monte Pecoraro, posti splendidi, ieri diventati da incubo. La pioggia incessante continua a cadere anche in tutto il Vibonese, creando disagi e situazioni di pericolo un po' ovunque. Notte di paura a Triparni, frazione di Vibo Valentia, dove a causa delle frane e degli smottamenti provocati dalla pioggia battente sono parzialmente crollate alcune case disabitate in prossimità della cosiddetta zona rossa, area che da diversi anni è interessata da un movimento franoso che tiene in apprensione gli abitanti. Questa che vedete è la strada principale della frazione di Triparni. Tempo fa si pensò di realizzare una piazzetta che è letteralmente crollata e col passare del tempo si è portato via tutto il resto. Questa notte la pioggia costante degli ultimi giorni ha creato la situazione che stiamo vedendo. Per fortuna si tratta di abitazioni ormai da tempo disabitate e quindi si è trattato solo di crolli senza ulteriori conseguenze. In via precauzionale, nelle prime ore della mattinata, la strada principale di accesso a Tripani è stata chiusa al traffico a causa di detriti, macerie e fango che dovevano essere rimossi, cosa avvenuta tempestivamente per consentire la riapertura di questa che rimane l'unica via di collegamento con la statale che porta a Vibo Valentia. Danni anche alla rete idrica del paese, collegata attraverso un tubo esterno, anch'esso sommerso dalle macerie. La situazione rimane preoccupante, sebbene sia ormai da un decennio che questa area della frazione Triparni si trova in simili situazioni senza che finora si sia mai provveduto concretamente a superare l'emergenza. Quindi ci siamo fatti un giro dalla provincia di Reggio Calabria passando per una strada importante che collega anche dei posti molto belli della nostra regione, per l'appunto dal Reggino fino alle Serre Vibonesi. E poi avete visto quello che è successo. E flagellate sono due province in particolare, ma devo dire che tutta quanta la Calabria è stata sommersa dall'acqua e il ragionamento sulla scarsa manutenzione, aggiungerei anche su quelli che poi sono dei lavori, avete visto la condizione delle strade fatte, se non altro con approssimazione, ci restituiscono questa immagine di una terra sempre più fragile che va protetta, perché se poi cambiamo provincia e ci spostiamo a Catanzaro, guardate questo servizio. Questo è il cavalcavia che unisce i quartieri Fortuna e Ranceto sopra la zona a Passo di Salto a Catanzaro. Alcuni cittadini allarmati hanno segnalato agli organi preposti la presenza di grosse crepe. Guardate queste lesioni, davvero impressionanti. Ci sono crepe importanti sui marciapiedi e sull'asfalto. Sul posto oggi sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia municipale, oltre ai tecnici della provincia e del comune. Il viadotto passa anche sopra la linea ferrata. Tanta preoccupazione tra i cittadini che quotidianamente percorrono questa arteria anche alla luce dei recenti crolli di ponti e strade verificatisi in Liguria e in altre zone d'Italia. Ma al momento la situazione del viadotto catanzarese non sarebbe allarmante, questo almeno l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici. Certo, le condizioni dell'infrastruttura devono essere costantemente monitorate e nei prossimi giorni saranno effettuati i necessari interventi. Per questo si valuta di ridurre la carreggiata a partire dal tratto di viadotto dove la crepe è presente. Si passerà dunque a unica carreggiata per diminuire il peso di portata sul ponte fino a lavori completati. Immagini preoccupanti, ci auguriamo ciò che potrebbe essere una tragedia, in questo caso ci auguriamo possa essere evitata, soprattutto con un intervento tempestivo, temporaneo e ben fatto, perché è una strada di collegamento, è un ponte importante, ma passa addirittura sopra una linea ferrata. Ma mentre la Calabria ha bisogno di manutenzione, vengono trascurati assolutamente da parte della politica i consorzi di bonifica.
Il maltempo di questi giorni e le catastrofiche conseguenze un po' dappertutto, soprattutto in Calabria, rappresentano l'amara conferma di una realtà, un sistema inefficiente, tempi lunghi per l'approvazione dei progetti, complesse procedure di messa in gara dei lavori, mancato utilizzo di personale specializzato hanno impedito al nostro Paese di affrontare efficacemente il dissesto idrogeologico. È il caso, ad esempio, del personale del Consorzio di Bonifiche, ben 11 in tutta la Calabria, un patrimonio tecnico oltre che umano sottoutilizzato quando non addirittura ignorato, come evidenzia il presidente del Consorzio di Bonifica del Tirreno Vibonese. Con la nostra dotazione di mezzi e degli operai che abbiamo, facciamo la nostra parte e vorremmo fare molto di più e si potrebbe fare molto di più. Pensiamo alla pulizia dei canali, agli interventi nei letti dei ruscelli, insomma un po' tutto questo certamente è un lavoro che rientra nelle nostre competenze. Ovviamente ci vuole anche una manodopera un po' più giovanile perché noi abbiamo una dotazione di 190 operai, ormai quasi tutti arrivati vicino al pensionamento, quindi se non c'è un rinverdimento delle manodopera diventa un problema. È uno degli elementi su cui anche la Regione potrebbe pensare di poter impiegare un po' di gente. Vibo potrebbe tranquillamente avere un ulteriore carico di altri 200 operai perché ogni mese se ne va qualche operaio e non c'è il rinnovo perché bastava che chi andava per l'anzianità via venisse sostituito da un giovane e allora noi avremmo mano a mano rinnovato tutti i nostri dipendenti. Ovvio che a un operaio di 64-65 anni non gli puoi chiedere di andare in un fosso a lavorare perché molte attività si fanno manualmente, quindi diventa anche difficile, parecchi sono ormai con la 104, allora bisogna che ci sia questo rinnovo. Io mi auguro che il prossimo Presidente della Giunta regionale voglia guardare con più attenzione a questo settore e spero anche che i sindacati soprattutto facciano un po' meno politica e più attività sindacali e cerchino in qualche modo di cercare di ripristinare questa mancanza di manodopera e questa sostituzione obbligatoria a cui c'è necessità, c'è bisogno. Anche qui il messaggio è chiaro. E poi ci viene da chiedere, no? Insomma, ma i consorzi di bonifica sono utili? Perché se sono utili allora è chiaro che bisogna anche ascoltare l'appello, quindi sostituire le persone che vanno in pensione, ma soprattutto mantenere una green line, una linea verde, perché tanti lavori che necessitano di interventi manuali hanno bisogno per l'appunto di essere fatti da nuove leve. E questo è una intuizione o comunque una valutazione che la politica deve fare, capendo poi che la manutenzione delle strade, dei canali di scolo, cioè tutto quello che ha fatto succedere ciò che è accaduto per esempio a Reggio Calabria, va fatto? È una necessità per il territorio? Bene. Parliamo ancora di ambiente legato a quello che poi può essere e diventare un disastro perché si parla di forestazione che in Calabria è importantissima. Sappiamo bene i parchi che esistono in Calabria, la grande ricchezza da questo punto di vista, ma dovete pensare che lo Stato centrale ha tagliato per i prossimi anni circa 40 milioni di euro, ma Mari Jo da Calabria Verde ci fa sapere che gli impegni in ogni caso saranno mantenuti. Da quasi 10 anni circa 7.000 lavoratori forestali calabresi attendono il rinnovo del contratto integrativo di lavoro. I sindacati di categoria dicono basta rinvii e annunciano la mobilitazione, ma il commissario di Calabria Verde, il generale Aloisio Mari Jo, rassicura. Nessuno vuole retrocedere, nessuno si vuole ritirare dalla trattativa. C'era già un documento provvisorio sottoscritto, c'è soltanto il problema di effettuare alcune verifiche di carattere sulla legittimità del documento elaborato e sulla copertura economica del documento elaborato. Perché? E dovete sapere che nei giorni scorsi da Roma è arrivato un attimo l'assegnazione di risorse per gli anni da parte del governo per gli anni 2020, 2021 e 2022. Mancano 40 milioni di euro. Cioè, togliere alla forestazione improvvisamente 40 milioni di euro è un serio problema. Quindi prima di andare ad effettuare, di andare a mettere una firma, bisogna stare molto ma molto attenti. Bisogna andare a verificare in regione quello che c'è di disponibile. Bisognerà verificare dove attingere le risorse mancanti. Ecco perché io dico, state tranquilli, se gli impegni sono stati presi, gli impegni verranno mantenuti.
Dunque, questa è un'analisi fatta poi da Marigio e in ogni caso questi sono servizi, compreso anche i prossimi che arrivano, che noi lasciamo a chi ha intenzione di ricandidarsi o candidarsi alla guida di questa nostra regione, perché assieme ovviamente ai candidati e al presidente che in questo momento è in pectore, quindi che sta lì a Catanzaro, alla cittadella, anche alla deputazione regionale, perché c'è necessità di capire e di stabilire delle azioni per far sì che la Calabria possa avere una ripresa, o se non altro segnali di ripresa in una direzione positiva. Ma cambiamo argomento parlando e restando sempre in tema di emergenza, perché c'è un'emergenza importante, che è l'emergenza dei rifiuti. Le discariche sono chiuse e le nostre città sono letteralmente invase dai rifiuti. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, all'epoca dei cassonetti, quando i cumuli di spazzatura invadevano le strade delle città calabresi. Certo, nonostante le scelte della maggior parte delle amministrazioni e l'impegno di tanti cittadini, ci sono ancora sacche di degrado nella nostra regione, ma quello che si rischia è che sul territorio esploda una crisi mai vista, come accadde qualche anno fa in Campania. Pochi sanno i veri motivi della mancata raccolta dei rifiuti. I cittadini che continuano a conferire la spazzatura secondo i calendari previsti, spesso ignorano che ormai da giorni la raccolta nel Cosentino è sospesa, perché è impossibile scaricare la frazione del residuo per il fermo degli impianti. Da lunedì ad oggi, ad esempio, dalla città di Cosenza, sono partiti solo 3 automezzi che hanno conferito i rifiuti provenienti dall'ospedale, dalle strutture sanitarie e una piccola parte di inorganico. Troppo poco per rendere pulita e accogliente una città che da anni ormai ha sposato un sistema che ha dato risultati più che soddisfacenti. Ma questo a quanto pare è solo l'inizio, perché la situazione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane, visto che il problema è risolvibile soltanto individuando o realizzando ex novo impianti di servizio che accolgano gli scarti di trattamento. Entrambe operazioni non semplici, dunque ci attende un periodo complicato se non drammatico, in attesa del fantomatico ecodistretto della provincia di Cosenza, di cui tutti hanno bisogno, ma che nessuno vuole. Una boccata di ossigeno potrebbe aversi se i comuni pagassero puntualmente ciò che devono alleato e contestualmente attraverso ordinanze regionali che riaprano discariche oggi inattive. Anche qui è un problema che non viene risolto perché c'è anche un passaggio tra i comuni morosi, ma in generale questa che può e rischia di diventare una bomba ecologica poi si trasforma in quello che potrebbe diventare un problema di igiene, di sanità pubblica. E a proposito di sanità e restando in tema di emergenza, apriamo questa pagina dedicata alla sanità lanciandovi 2 servizi, perché i sindacati hanno incontrato il ministro della sanità, per l'appunto Speranza, e che dichiara ovviamente che la sanità in Calabria è emergenza nazionale. La sanità calabrese deve diventare questione nazionale. Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di un incontro questa mattina a Roma con CGIL, CISL-UIL, presenti i segretari generali Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. Sul tavolo i limiti del decreto Calabria che, dicono i sindacati, non ha prodotto risultati positivi, la cronica carenza di personale, la spesa fuori controllo, le tante vertenze in corso. Il ministro, secondo quanto si è appreso, ha ribadito che entro la fine dell'anno va superato il commissariamento e avviato un nuovo patto per la salute. Tra gli impegni assunti, la richiesta al governo di inserire nella legge di bilancio le strategie per superare l'emergenza dei posti vacanti nelle piante organiche di strutture pubbliche e private, procedendo con stabilizzazioni dei precari e nuove assunzioni. Va registrato un cambio di passo importante da parte del ministro Speranza rispetto alla ministra precedente per quanto riguarda l'attenzione verso il settore della sanità calabrese. Al ministro abbiamo ribadito che il decreto Calabria, alla luce anche di ciò che viene fuori dal tavolo interministeriale di verifica, non è intervenuto né a far rialzare i livelli dei LEA né tantomeno ha recuperato il disavanzo dal debito. Quindi sostanzialmente abbiamo ribadito al Ministro che se non si può parlare di superamento del decreto Calabria sicuramente va modificato, e nel modificarlo bisogna che si intervenga innanzitutto su quella che noi consideriamo la priorità per dare risposte in termini di assistenza sanitaria ai cittadini calabresi, ovvero la questione del personale.
Noi abbiamo posto il tema del personale per quanto riguarda la questione del precariato, lo scorrimento della graduatoria dei concorsi già espletati, così come la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, così come anche la definizione delle attività che erano esternalizzate, che vedono lavoratori soprattutto nel territorio di Cosenza fortemente in difficoltà, che bisogna provvedere all'internalizzazione. C'è un dato certo: nella spesa disastrata della sanità calabrese l'unico aspetto sotto controllo è il personale, quindi su questo ci siamo chiariti e credo che arriveranno delle risposte importanti. Dunque speriamo che entro la data che ha auspicato il Ministro, quindi la fine di questo anno, la Calabria possa uscire dal commissariamento. Certo però necessitiamo di nuove regole, perché a leggere i conti, quelli che poi non permettono e non consentono di assumere il personale che abbiamo detto più volte necessita, perché sono circa 5.000 le unità che abbisogniamo in Calabria per far funzionare tutte le strutture che sono rimaste aperte, tra medici, infermieri, paramedici. Questi sono i numeri, ma è chiaro che non possiamo continuare a pagare 3-4 volte le stesse fatture e condizionare l'economia della sanità in Calabria soltanto perché i decreti ingiuntivi, i ritardi di pagamento, le doppie fatture e i vari brogli che sono stati fatti in questi anni possono condizionare a continuare il settore nevralgico per lo sviluppo di questa regione, perché sappiamo quante sono le centinaia di milioni di euro che spendiamo ogni anno per la migrazione sanitaria. Ancora sanità, ci spostiamo al sud della Calabria perché sono state raccolte, dopo una sollecitazione e una diretta e una trasmissione che questo canale si è occupato di fare sull'ospedale di Locri, 20.000 firme a salvaguardia dell'ospedale del nosocomio, per l'appunto, di Locri. Il giorno dopo la diretta di TEN, l'ospedale di Locri torna ad essere argomento di discussione. Nel focus, andato in onda ieri pomeriggio dal nosocomio della città ionica, i temi trattati hanno suscitato reazioni e commenti. Le denunce fatte dal sindacato UIL e dal sindaco, supportate dalla testimonianza di 2 cittadini promotori della petizione pro ospedale, che oggi conta oltre 20.000 adesioni, hanno scosso ulteriormente l'ambiente. Fare sanità nella Locride è complicato, fruirne ancora di più. Questo il messaggio in sintesi. Enzo Carabetta della Will Medici, responsabile del servizio di angiologia, non ha fatto sconti, chiarendo le difficoltà del momento, la cui genesi è antica. Ci troviamo in questo stato di totale disorganizzazione. A questo si aggiunge poi che quasi tutti, la totalità dei reparti dell'ospedale di Locri è senza una guida stabile primariale. Io ritengo che debbano attivare le procedure concorsuali primariali, la prima cosa, in maniera assoluta e in maniera immediata. Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Giovanni Calabrese, da anni impegnato in prima linea per la difesa dell'ospedale. Si parla da mesi della TAC che verrà inaugurata, collaudata e inaugurata il 20 dicembre, ma ad oggi non abbiamo nessuna notizia. È emerso che mancano all'interno di questa struttura ospedaliera 150 figure professionali tra medici, infermieri e OSS. Oggi andare alla ricerca di responsabilità non serve a nessuno. Oggi abbiamo bisogno di risposte immediate. Importante la testimonianza di Bruna Filippone e Ilario Capocasale, coloro che hanno deciso la raccolta delle firme. Ascoltiamoli. Abbiamo detto, finora ci siamo lamentati su Facebook tra di noi, vediamo cosa riusciamo a fare. E ho proposto questa cosa della raccolta firme. Siamo qua a dire che siamo a quasi 25.000 firme oggi, speriamo che il numero possa aumentare, di modo che quando andremo a rappresentare tutte queste persone saremo lì con orgoglio a dire siamo tanti e non siamo pochi. Un'iniziativa fatta da semplici cittadini che però considerano fondamentale, così com'è, il tema della sanità, soprattutto quello del recupero delle strutture ospedaliere che hanno le problematiche che abbiamo ascoltato, perché il sindaco l'ha detto, mancano oltre 150 unità, ci sono reparti chiusi, necessitiamo di macchinari. Questo vuol dire, perché quello è un ospedale che possiamo definire di frontiera, serve un territorio enorme. Ricordiamoci che la Calabria ha difficoltà di collegamenti e quindi non è semplice nemmeno per i mezzi di soccorso trasportare le persone, gli ammalati o coloro i quali ne hanno bisogno da un posto, da una provincia all'altro, da un paese all'altro. Chiudiamo ancora con un ultimo servizio che riguarda la sanità, perché i dipendenti del CUP di Cosenza, di loro che ci siamo occupati da un po' di tempo a questa parte, ma arriva la notizia: il TAR concede la sospensione.
Arriva dal TAR la tregua nell'avvertenza dei dipendenti della SEAT. Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso i licenziamenti fino al prossimo 17 dicembre e la risposta positiva dei giudici amministrativi al ricorso presentato dai 54 lavoratori da giorni in lotta per difendere il posto di lavoro. Da 19 anni, lo hanno raccontato più volte nell'ultima settimana, si sono occupati di dare risposte agli utenti, dagli sportelli dell'ufficio ticket, dei referti delle prenotazioni dell'ospedale di Cosenza, il loro contratto in scadenza il 30 novembre, cioè domani. Dal 1 dicembre il baratro, da evitare con mobilitazioni vibrate, sono saliti sul tetto del CUP, hanno manifestato dinanzi alla cittadella regionale a Catanzaro, hanno bloccato le strade a Cosenza. Di loro si è parlato anche ieri in un tavolo romano tra il ministro Speranza e i sindacati a Roma, ma nulla da fare, le istituzioni sono rimaste sorde al grido disperato delle famiglie. Oggi il sospiro di sollievo, anche se per pochi giorni, arriva dal TAR, una decisione che non lascia indifferente il commissario Cotticelli, il quale, fa sapere il sindacato USB, si è riservato di decidere sul futuro dei lavoratori entro il 17 dicembre, giorno in cui, lo ricordiamo, ci sarà il giudizio del giudice amministrativo. I lavoratori non aspetteranno con le braccia concerte in silenzio, ma continueranno la protesta. Chiediamo fin da subito, rilanciano, un tavolo con il commissario Cotticelli e la dottoressa Panizzoli, in quanto crediamo fermamente che la soluzione sia la stabilizzazione e l'internalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, non la privatizzazione di un settore delicato come quello della sanità. Una regione, la nostra, quindi, che vive di procrastinazioni, di rinvii sì, di pochi giorni, di un mese forse, ma dove però i problemi restano. Questo noi ci auguriamo che chi decida di candidarsi, chi decida di interloquire poi con il governo centrale, abbia le idee chiare sulle azioni da compiere per far uscire fuori la Calabria da questo stallo, da questa situazione. Siamo giunti alla fine del numero di questo numero di Seven per questa settimana. Ovviamente vi ringraziamo per averci seguito, vi raccomandiamo di restare sul 10, perché questa è TEN, il canale dell'informazione. Ovviamente prima di salutarvi definitivamente vi ricordiamo che ogni prima domenica del mese accade che tutti quanti i musei programmano delle attività, in particolare andate a leggere quelle che sono le programmazioni dei musei in Calabria per questa prima domenica di dicembre. Vi raccomandiamo come al solito di seguire quelle che sono le programmazioni culturali. Il sostegno alla cultura certamente può ridestare la Calabria dal torpore e avendo più gente che si occupa di fatti culturali, che si incontra, che può discutere, certamente possono migliorare tantissime cose. Vi segnaliamo in particolare il prossimo 3 e 4 di dicembre al Teatro Auditorium Unical uno spettacolo straordinario, uno dei testi più importanti della drammaturgia di Edoardo De Filippo, del grandissimo Edoardo De Filippo, con la regia di Roberto Andò, ma con due protagonisti di eccezione che sono Carolina Rosi e Gianfelice Imparato, con altri 12 attori al loro seguito di grandissima caratura nazionale e internazionale, che faranno questo secondo appuntamento nella stagione teatrale 2019-2020, così come poi ancora ci saranno tanti altri appuntamenti a seguire, sia per quello che riguarda i teatri cittadini di Cosenza, ma per tutta quanta la Calabria. Al prossimo numero di Seven. Ciao!